Nella mia vita di editore ho pubblicato più di 3.300 poeti di ogni parte del mondo e credo di averne conosciuti personalmente più di chiunque altro, il che non è necessariamente un titolo di merito, anzi, perché se è vero che la categoria dei poeti annovera alcune delle persone umanamente più meravigliose che si è dato a conoscere, è anche vero purtroppo che tra loro si annidano alcuni degli individui più vanagloriosi, persone che uno non vorrebbe avere come amici. Parlo per esperienza. È opinione corrente che non si dovrebbe mai confondere il carattere e la biografia di un poeta con la sua opera. Ma se devo rifarmi alla mia esperienza personale, devo dire però che tutti i grandi poeti che ho conosciuto, e sono parecchi, avevano e hanno un tratto distintivo comune: la generosità d'animo. I numerosi poeti mediocri e dilettanti, e anche di questi ne ho conosciuti molti, hanno invariabilmente un ego sconfinato, con connotazioni a volte mostruose, e che quasi sempre si accompagna a prosopopea e arroganza. Sono ripiegati esclusivamente su di sé e raramente leggono gli altri poeti, se non per criticarli e ovviamente trovarli inferiori a loro stessi. Ho sentito dire a qualcuno: io non leggo gli altri poeti per non farmi influenzare. Me l'hanno detto più persone. Questa premessa un po', scusate la franchezza, era per introdurre invece il ricordo di un poeta completamente diverso, come è stato Pierluigi Cappello. Pierluigi Cappello è stato un grande poeta, un poeta ammirabile, direi, animato da una passione sconfinata, ma era anche un uomo meraviglioso, modesto, gentile e di animo nobile, qualità sempre più rare. Devo il privilegio di averlo scoperto a una persona anche lei tanto modesta quanto straordinaria, la professoressa milanese Anna De Simone, che mi propose di pubblicare una scelta di suoi testi su poesia nel 2002 e in seguito la sua prima raccolta Assetto di volo 4 anni più tardi. Nel maggio 2005 lo pubblicai di nuovo per la seconda volta su poesia, dandogli anche la copertina, cosa che di solito dedico a poeti stranieri o defunti. Pur cose. Naturalmente la cosa suscitò invidie e proteste da parte dei non pochi poeti italiani che ambivano anch'essi a questo vanitoso privilegio di avere la copertina su una rivista. Qualcuno non me l'ha mai perdonato. La vera svolta per l'affermazione di Cappello nel mondo della poesia italiana, però, fu la pubblicazione della sua seconda raccolta, Mandati a dire all'imperatore. Lui aveva scelto per questa raccolta un altro titolo, che non ricordo nemmeno, ma credo di aver rimosso. E di fronte a questa poesia meravigliosa che aveva questo titolo, io dissi no, il libro deve recare questo titolo, e credo che fu anche la fortuna del libro, che infatti nel 2010 gli valse l'assegnazione del premio Viareggio Repaci. Di nuovo, alcuni poeti da me pubblicati mi hanno fatto notare con scoperto risentimento che io non avevo mai fatto per loro quello che invece avevo fatto per Cappello, aiutandolo al successo e facendogli vincere perfino il premio Viareggio. Naturalmente Cappello ha ottenuto il successo che ha ottenuto e ha vinto il Viareggio esclusivamente per merito suo e senza che io facessi nulla di più che pubblicizzarlo come faccio per tutti gli altri poeti che pubblico sulla mia rivista. Senza naturalmente, limitandomi a inviare al premio le copie richieste dal regolamento e senza fare alcuna telefonata o pressione che peraltro sulla giuria, cosa che peraltro sarebbe risultata del tutto inutile. Devo dire che
Pierluigi vinse il premio Viareggio, come mi fu poi raccontato da alcuni giurati di quella edizione, nonostante il premio quell'anno fosse stato promesso a un'altra persona. La cosa portò anche un po' di scompiglio, tant'è vero nella stessa giuria che si era esposta promettendo il premio a questo poeta, e in fretta e furia fu costretta a inventarsi un premio nel premio, cioè il premio della presidenza, per non lasciare a bocca asciutta il promesso premiato. La gratitudine che Pierluigi mi mostrò per averlo pubblicato per primo è stata una cosa rara nella mia esperienza di editore. Scusi? No, mi pare di aver sentito il commento. E anche quando, come altri poeti da me pubblicati, fu costretto a migrare presso un grosso editore che gli offrì quello che io non potevo dargli, in cuor suo mi fu sempre molto riconoscente. A differenza di altri che dopo aver pubblicato il loro primo con me e aver ottenuto il loro primo libro con me e aver ottenuto un minimo successo di pubblica e di critica, si sono affrettati a cercarsi e a trovare un editore più importante, a volte senza neppure fare una telefonata. Ma questo pare essere il destino dei piccoli editori, fare da talent scout a beneficio dei grossi editori per colmare le loro lacune e omissioni, salvo poi essi confiscare, grazie alle sirene dei loro contratti, gli autori più interessanti che i piccoli editori scoprono. Anche in questo Pierluigi si mostrò diverso dagli altri. Un altro aspetto della diversità di Pierluigi Cappello è stato il suo amore, la sua passione sconfinata per la poesia, che non tutti i poeti hanno, badate bene. Per molti la poesia è solo uno strumento di autoaffermazione. La sua era una passione assoluta, bruciante, che lo ha divorato per tutta la vita e che è stata per lui anche il riscatto per la sventura che aveva spezzato il ponte che doveva portarlo in un futuro che si annunciava magico. La sventura di un adolescente baciato dagli dèi, come diciamo noi greci. Forte, bellissimo, atletico, che a 16 anni correva i 100 metri in 11 secondi e mezzo e che un accidente infausto aveva costretto a un'impotente immobilità nel momento più glorioso, più ricco di speranze di vita. Credo che a nessun poeta italiano sia mai toccato in sorte, per oltre 2/3 dei brevi 50 anni che ha vissuto, un così atroce fine pena mai, come si espresse un suo medico curante subito dopo l'incidente. In quel momento Pierluigi non conosceva ancora i confini e l'estensione di quella condanna, come racconterà nel romanzo autobiografico Questa libertà, pubblicato da Rizzoli nel 2013. Per i 34 anni di vita che gli restavano, Pierluigi avrebbe dovuto fare i conti con la paralisi, la fragilità e l'insensibilità del corpo che trasformava in fatica immane, in impresa quasi eroica, le attività quotidiane più banali, dal semplice stare seduto al fare spostamenti anche brevi. Per non parlare dei viaggi. Io l'ho invitato più volte a Milano e lui è venuto. Facendo viaggi suddivisi in più tappe, accompagnato da un infermiere fedele e premuroso. Quando doveva fare questi viaggi il suo corpo protestava e rispondeva, come lui ha scritto, recalcitrando come un mulo azzoppato. La lesione netta al midollo spinale gli aveva infatti imposto, come ha scritto, un divorzio perpetuo tra il desiderio, le ossa, i tendini, la carne e l'acqua di cui siamo fatti. Nella sua passione per la poesia, però, Pierluigi ha trovato il riscatto alla sua sventura.
Il suo era un amore fatto di letture forsennate, cominciate già sui banchi di scuola con Leopardi, Rimbaud, Baudelaire e proseguite per tutta la vita. La sua piccolissima casa e la sua scrivania ingombre di libri che stipavano ogni angolo libero erano l'immagine fisica di questa passione divorante che lo ha sempre accompagnato. E dalla sua passione per la lettura era scaturita inevitabilmente la passione per la scrittura, anche questa divorante, ma per fortuna un po' meno difficoltosa, perché se la sofferenza fisica lo obbligava a poter stare seduto solo per brevi intervalli, la lettura non gli era però impedita, anche se spesso era costretto a leggere sdraiato sul letto. Ma non gli ci voleva molto, non mi ci voleva molto, diceva. Una matita, un taccuino e il mondo si radunava intorno a me e lasciava i suoi segni sulla pagina da scrivere come i baci sulla pelle di un'amata. Pierluigi Cappello era uno degli uomini più sereni e radiosi, mi verrebbe da dire felici, che io abbia conosciuto. Mai un lamento sulla sua sorte. Un sorriso dolce e confidente gli incorniciava sempre il viso bellissimo. Ti rallegrava perfino, facendoti sentire in colpa e pentire delle tue malinconie e dei tuoi malumori. Era altruista come pochi, accettava sempre con generoso entusiasmo di concedere se stesso, con la fatica fisica che questo gli costava. Quando gli veniva chiesto di partecipare a un incontro pubblico, a un convegno o a una lettura, e non negava mai le sue poesie a chiunque gliele chiedesse, fosse anche per pubblicarle su una piccolissima rivista sconosciuta o su un blog invisibile o per metterle in musica come in molti poi hanno fatto. Appena finiva di scrivere una poesia mi telefonava per leggermela, con la sua bella voce infiorata da una dizione perfetta. Era da parte sua anzitutto il piacere di fare dono di una primizia a chi, come me, più di ogni altro lo apprezzava e aveva fiducia in lui. Ma credo che fosse anche il desiderio segreto di avere una conferma che il talento di cui la sorte pur avversa lo aveva dotato, questo talento era stato messo a buon frutto. Io non sono diventato poeta a causa dell'incidente, diceva, sono poeta nonostante l'incidente. Pierluigi è stato un poeta ammirevole che ha esercitato con sforzo e fatica doppi, tripli rispetto a tutti gli altri, il mestiere più faticoso e più bello del mondo, come lo ha definito il premio Nobel Derek Walcott. Grazie.